Columba se schivarto a sordadare, non ti lighesi in coro sentimento. Passeggiando per i vicoli di Urzulei si possono ammirare splendidi murales. Tinte sui muri narrano le fatiche, le denunce, la vita quotidiana e le grandi conquiste di una piccola comunità. Spesso vi si leggono i malesseri, le sofferenze, le speranze e i disagi di un popolo. Columba se schivarta a sordadare, non ti lighesi in coro sentimento. Col tempo, i murales hanno acquistato un significato particolare, diventando il prodotto spontaneo di una società contadina, al fine di far conoscere le proprie tradizioni e i propri sentimenti popolari. Oggi i murales vengono realizzati anche con lo scopo di valorizzare gli spazi urbani, riproponendo temi e oggetti appartenuti al mondo rurale. Un mondo che il Signor Salvatore vuole ancora salvaguardare. Io per costruire un coltello, prima di tutto cerco di procurarmi dell'acciaio adatto per i coltelli, perché deve avere molto carbonio, se no il filo del coltello non tiene quando viene temprato. In secondo luogo mi serve il manico, devo cercare del corno, maggiormente usiamo il corno di montone o corno di muflone, che viene tagliato. Poi vengono fatte delle piastre, vengono sagomate per poter ritagliare il manico, e viene questo lavoro qui. Il coltello viene con la lama, è ancora grezzo, la lama viene temprata e deve essere ancora finita, sia l'uno sia l'altro, deve essere spianato per fare la sagoma. Questa è una sagoma di coltello pattadese, però poi le forme ognuno cerca di farle in base anche ai propri gusti. Io pensavo, quando ho iniziato questo lavoro, stavo pensando che venisse qualche ragazzo a vedere come si costruivano questi coltelli, perché è una passione che gira in Sardegna c'è dappertutto. Invece mi sa che non piacciono a tutti, però il fatto di costruirlo ci vuole un po' di tempo, è un lavoro anche abbastanza stressante, se vogliamo, perché bisogna tenere sempre quel livello di finiture, di cose, quindi bisogna stare attenti a fare le cose un po' per bene, cercare di migliorarsi. Ne vengono così, però restare a vedere come si fa, ti aiuto, vieni così, cos'ha, no. Ragazzi stanno pensando al pallone e altre cose adesso. Anche da piccolo io l'avrei fatto, sicuramente sarei andato a vedere, perché a me mi ha sempre appassionato. Certo che dispiace, sarebbe bello adesso vedere i ragazzi impegnati a tenere queste cose qui, a cercare di valorizzarle, perché io sto andando vado a delle mostre e tutto, e i ragazzi ce ne sono pochi, non sono tanti. Io mi auguro che cambi un po' tutto, che la gente corra di meno, perché stiamo solo correndo e stiamo perdendo anche le tradizioni. Sicuramente le stiamo perdendo.